Parco San Giuliano, la rinascita verde di Mestre, che deve continuare. Dopo anni di attesa, i nuovi 6 ettari del Parco di San Giuliano sono finalmente una realtà. Un'area rigenerata che si apre verso la laguna con dune, collinette, alberate e percorsi pedonali che si intrecciano in uno dei paesaggi urbani più suggestivi del nord Italia. È un risultato che emoziona. Chi ha camminato in questi giorni lungo i sentieri del nuovo tratto parla di un colpo d'occhio spettacolare, di un luogo che unisce natura, architettura del paesaggio e memoria collettiva. Non bisogna dimenticare infatti che qui sorgeva un tempo una delle aree più degradate del territorio veneziano, usata per decenni come discarica di rifiuti, industriali e urbani. Oggi, laddove c'erano veleni e recinzioni, si trova un parco vivo, dove le famiglie passeggiano e i bambini corrono, guardando la laguna. È il simbolo di una rigenerazione ambientale e civile che ha richiesto tempo, risorse e visione. Ma oggi è una realtà. L'investimento da 2,5 milioni di euro che ha permesso di completare questo lotto con percorsi drenanti, alberature e aree di sosta segna un passo importante per la qualità della vita urbana. Il Parco San Giuliano, con i suoi 80 ettari complessivi, è oggi una delle più grandi aree verdi d'Europa, all'interno di una città metropolitana. Ma come spesso accade a Venezia e a Mestre, la sfida non è solo aprire un nuovo spazio, bensì mantenerlo vivo, accessibile e funzionale tutto l'anno. E qui si inserisce purtroppo il tema irrisolto della Porta Gialla, una struttura che avrebbe dovuto essere la porta d'ingresso naturale del parco e che invece, tra vandalismi, burocrazia e ritardi, resta un rudere abbandonato. La concessione alla società Labricola SRL rappresenta una buona notizia, ma i tempi stringono. Non completare la riapertura entro la prossima estate significherebbe perdere un'occasione preziosa di valorizzazione economica e sociale di quest'area. E questo noi non dobbiamo permetterlo. San Giuliano è un laboratorio di futuro, quindi. La sua vocazione è quella di diventare un vero parco metropolitano, integrato con la mobilità sostenibile, le reti ciclabili, i percorsi sportivi e gli eventi culturali. Un luogo dove la laguna incontra la città e dove si può sperimentare una nuova idea di spazio pubblico, non solo estetica, ma anche funzionale, educativa e partecipata. Serve però un impegno continuo sulla manutenzione, sulla sicurezza e sull'animazione dell'area, perché un parco non vive solo di opere pubbliche, ma di presenza umana, di cittadinanza attiva, di famiglie che lo scelgono ogni giorno come spazio di benessere. San Giuliano dimostra però che la rigenerazione urbana è possibile, dal degrado alla bellezza, dai veleni all'ossigeno. Ma la sfida vera inizia ora, far sì che questa rinascita non resti un episodio isolato, ma diventi un modello di governo del territorio per tutto il Veneto. Venezia, simbolo per il tutto il Veneto. AF Energia ci trovate in Viale Mediterraneo 135 a Sottomarina, dal lunedì al venerdì 8.30, 12.30, 14.30, 18.30. Offriamo il servizio luce, gas, prezzo fisso, prezzo variabile, telefonia, fibra o ADSL per famiglie, imprese e condomini. Qui da noi potete effettuare anche il pagamento delle vostre bollette a una commissione ridotta di 1,30 euro.